Tu come ti chiami? Femia Natalina. Sei residente qui a Cosenza? No, io non ho nessuna residenza. Come non hai nessuna residenza? No, io né mio marito. E come fate, scusa? Non c'è Infatti siamo veramente così disperate perché non abbiamo né una carta d'identità, niente. Purtroppo è successo che noi ci siamo accorti che abbiamo chiesto il rinnovo della carta d'identità di mio marito al comune di Cosenza e abbiamo scoperto che il comune di Castrolibero, dove abitavamo prima, ci hanno messo irreperibile perché hanno visto che non ci abitavamo più da tanto tempo. Abbiamo provato in tutti i modi per avere una residenza, ma finora non ci siamo riusciti in nessun modo. Dicono che allora, siccome noi siamo stati vittima di un'occupazione abusiva, la casa non era proprio assegnata a me, è assegnata al mio papà, però io stavo come mamma e mio papà in questa casa popolare di Serraspiga e quindi avevamo pensato insomma a breve di cambiare la residenza da Castrolibero in questa casa di Serraspiga. Purtroppo è successo che ce l'hanno occupata, abbiamo dovuto insomma chiamare i carabinieri, insomma vigili, hanno verificato la cosa, hanno identificato le persone che avevano occupato la casa, hanno visto che insomma quello che aveva occupato la casa aveva fatto, come si chiama, stava aggiustando mattonelle, pavimenti infissi, la stava facendo nuova e l'hanno pregato di andarsene via e lui invece ha continuato a stare lì. Cosa è successo? Che il secondo giorno sono andati i carabinieri e ci hanno messo i sigilli. E da quel momento in poi è così? È così. Dal 2010 è stato così, è stato sotto sequestro. Cosa è successo? Che poi con tutti i sigilli è entrata un'altra famiglia ancora. Io me ne sono accorta perché ho visto le luci accese, siamo andati con i carabinieri lì sul posto, hanno bussato alla porta, ha aperto questa famiglia, le hanno detto cosa ci fate qua, loro hanno detto no, non lo sapevamo che questa casa era sotto sequestro, ci hanno detto che era libera e io sono entrata. Mi ha fatto vedere come si chiama un certificato che aveva minacce d'aborto e quindi era senza casa e è entrata lì. Insomma noi l'abbiamo spiegato sia io che i carabinieri che mostrandoci la carta che c'era stata la sentenza del giudice che dovevano lasciare l'abitazione che aveva segnato la mia mamma. Cosa è successo? Insomma, hanno detto vabbè dateci un po' di tempo che ce ne andiamo. Cosa è successo? Che dopo che insomma se ne sono andati, ci hanno consegnato le chiavi, siamo andati per prendere il possesso dell'abitazione. Prima cosa le chiavi non erano quelli perché avevo cambiato anche la serratura, quindi siamo dovuti rivolgere di nuovo ai carabinieri per riavere la chiave originale e ce l'hanno fatta avere. Poi quando siamo rientrati dentro, cosa è successo? Che la casa avevano smontato tutto, l'impianto della luce, i sanitari, l'avevano reso inabitabile e quindi tutto questo l'abbiamo fatto presente all'ATERP, alle case popolari. Cosa hanno risposto? Che loro non potevano fare niente perché non erano cose che insomma dovevano sistemare loro, perché dovevano essere noi, insomma, come si dice, dovevano custodire noi la casa. Niente, poi ci hanno consigliato di fare una richiesta per il cambio di alloggio e cosa abbiamo fatto? Si è riunita la commissione dell'ATERP e ci ha riconosciuto questo cambio di alloggio. Solo che in tutti questi anni io sono andata tante volte sia all'ATERP sia al comune per avere insomma, la possibilità di avere un'altra casa e ci è stato sempre risposto che non ce n'erano case disponibili. I servizi sociali hanno preso a cuore la situazione, hanno detto signora facciamo così, portateci i documenti di vostra mamma e la mettiamo in emergenza abitativa.
trovate una casa disponibile che gli dava un contributo come si chiama, base al reddito che ha. Non è stato facile trovare un padrone di casa disponibile, allora siccome mio fratello abitava in questa casa da tanti anni, l'abbiamo proposto al suo padrone di casa, il quale ha accettato questo contratto. Questo contratto è durato fino a gennaio, nel quale poi insomma è deceduta la mia mamma. Io l'ho fatto presente sia al padrone di casa e sia come si chiama, al comune. Comune, io devo dire la verità, si è attivato insomma per aiutarci, solo che la padrona di casa, qualsiasi cosa le è stato proposto, non si trova nessun accordo con lei e quindi ci ha fatto lo sfratto. Lo sfratto quando è esecutivo? Allora, quello esecutivo è il 31 ottobre, quindi abbiamo tempo un mese. Noi abbiamo, come si chiama, messo disponibile sia tramite il mio avvocato degli assegni che mio marito e degli assegni che gli sono stati fatti dall'ex datrice di lavoro di 5.200 euro il mio avvocato le ha chiesto alla padrona di casa se era possibile farci una dichiarazione scritta dove io e mio marito abitiamo in questa casa e lei si è rifiutata di farla perché dice che noi non abitiamo e non abitiamo in questa casa, invece non è assolutamente vero, perché noi ci abitiamo da tanti anni, lo possono testimoniare i condomini, le persone che perché abitano serviva lì. questo certificato per sì, avere, la residenza. Sì, che è la residenza, fare la carta d'identità e cambiare questi assegni. Perché se no non si può cambiare l'assegno. Non si possono cambiare assegni. Io chiedo a chi insomma è in ascolto se magari ci può aiutare ad avere insomma un alloggio, sì, in modo che possiamo fare un contratto di locazione, insomma chiedere la residenza e cambiare questi assegni. Se no il 31 ottobre non sai dove sì, dobbiamo andare via. E dove si va a vivere? Non lo so. Io non lo so, ripeto, noi abbiamo la possibilità insomma di questo alloggio lì a Serraspiga dove insomma ci avevano insomma detto che ce l'avrebbero sistemata la casa, aspettava soltanto un finanziamento che gli dovevano dare e che quindi dicembre e gennaio ci potevamo andare ad abitare. Però non è arrivato, non il finanziamento non c'è stato. No, quindi niente. Adesso il problema vostro è trovare un alloggio. È trovare un alloggio o sistemarci questa casa di Serraspiga. Ma perché nessuno vi dà la possibilità di poter abitare una casa? Perché? Non lo so, non lo so, io ripeto. Avete girato, avete chiesto in giro, vi siete informati? Ho chiesto, ma non è facile trovare insomma padroni di casa che sono disponibili a questo tipo Anche perché voi non siete nemmeno residenti, ma se non avete la casa, se non abitate non potete essere residenti. Adesso, come si chiama, la domanda di emergenza abitativa l'abbiamo fatta a nome di mio fratello, perché è l'unica persona che lui ha la residenza in questa abitazione a Viareggio Calabria. Però neanche diciamo, abbiamo detto se magari, visto che mio fratello ha la residenza in questa casa, se magari la può richiedere lui, no? Che, come noi abitiamo con lui, hanno detto di no, che ci vuole per forza un contratto. Quindi se non trovate il contratto, se non riuscite ad avere questo contratto... Sì, non possiamo... no. Abbiamo provato anche quando mia mamma abitava in questa casa col comune, però ci hanno detto che non ce la potevano dare perché mia mamma aveva, come si chiama, il contratto di locazione in questa abitazione, però la residenza l'aveva a Serraspiga e mi avevano detto che dovevano togliere la residenza di Serraspiga e portarla a Viareggio Calabria, allora così potevamo cambiare residenza. Solo che non lo potevamo fare perché mia mamma perdeva il diritto di quella casa di Serraspiga. Da parte del comune ci è venuto molto incontro, perché aveva messo anche disponibile una somma per farci sistemare questa casa di Serraspiga, perché dici mia mamma siccome è in emergenza abitativa, dici facciamo così, stipuliamo questa somma perché più o meno è la stessa cosa, no? Veniva poi insomma tolta l'emergenza abitativa.
Allora cosa è successo? Che hanno fatto il sopralluogo, quelli dell'ATEP del comune, e aveva constatato che la somma era di 7.000 euro. Allora abbiamo detto va bene, ci prendiamo questa casa di Serraspiga, visto che sono 7.000 euro, perché io devo dire la verità, come si chiama? L'ATEP ci aveva proposto una casa a via Cosma, però siccome era piccola, io dico abbiamo fatto tanto per avere questa casa. Cosa è successo? La dirigente del paese ha detto no, io ho bisogno di fare un altro sopralluogo perché devo constatare io personalmente com'è la situazione. Hanno fatto questo nuovo sopralluogo e lei ha detto no, dici, non sono 7.000 euro ma sono 15.000 euro perché ci sono abusi edilizia che sono stati fatti e quindi la casa deve essere tutta buttata a terra e deve tornare come era prima, se no dici non ci potete andare ad abitare. E questo, dopo il secondo sopralluogo ne è stato fatto un terzo, perché dici che lei doveva constatare, non con le foto ma personalmente, com'era la casa, ed è stato fatto un terzo sopralluogo. E c'è stato detto di nuovo la stessa cosa, che voleva sistemata, voleva buttare tutto a terra, se no questa casa non si poteva andare ad abitare. Cosa pensi? Cosa vivi? Che sensazione? Niente, siamo veramente disperati e proprio veramente delusi, perché in tutti questi anni come dire, abbiamo sentito solo parole, niente di concreto. E noi abbiamo bisogno di parole, noi abbiamo bisogno di cose concrete, di qualcosa di scritto, se no non sappiamo veramente cosa fare. Quindi tu hai tempo fino al 31 sì. di ottobre. Noi, vi ripeto, non chiediamo, come si chiama, aiuto economico, assolutamente. Noi chiediamo soltanto che qualcuno che ci ascolti o ci aiuti, insomma, a parlare con qualcuno, a farci sistemare questa casa di Serraspiga. Io ho fatto la richiesta di voltura, se magari mi danno, come si chiama, mi accettano questa richiesta di voltura e ci sistemano la casa in modo che noi possiamo andare a abitare in questa casa, o se magari qualcuno che è in ascolto, qualche proprietario di casa che è disponibile a farci un contratto con emergenza abitativa, insomma che si faccia sentire. Sai che ci quanta aiuti. gente c'è nella tua stessa condizione qui? Lo so. Sono tanta, no? Lo so, sì, tanta, lo so. O che magari insomma qualcuno che ci aiuti a poter cambiare questa assegno, ad avere una dichiarazione scritta in modo che possiamo cambiare questa assegno e pagare questa morosità. Tuo marito lavora? Sì, lavoro in supermercato. Tu lavori pure? Io no, ancora io no. Io sono in cerca di lavoro. Io ho dovuto assistere i miei genitori, entrambi malati. Mio papà con l'Alzheimer e mia mamma demenza Parkinson. Quindi non ho potuto. Avete figli? No, figli no. E come facevo con la mia mamma e mio papà? O dovevo assistere loro o avere un bambino. Quindi Tu quanti anni hai? io ne ho 50. È stata difficile la vita fino ad oggi? Sì, tanto difficile. Sì, perché abbiamo dovuto rischiare, insomma, con persone poco raccomandate. Mi hanno buttato tutta la roba fuori, non c'è rimasto niente, siamo rimasti senza niente. Da chi ti aspetti l'aiuto? Non lo so, dal comune o da qualcuno, insomma, dal sindaco, insomma, chi ci può aiutare. Noi accettiamo chiunque sia questa persona che si fa avanti, che si fa sentire ad aiutarci. Tutto questo chiediamo noi. Niente cioè, non chiediamo di priorità perché tutti quanti abbiamo bisogno, no. Come si chiama? Nella cosa, facendo le cose corrette e pulite. Allora, un'altra cosa io volevo far presente,
di tenere in conto che io, mio fratello, non sta bene. Purtroppo mio fratello soffre di depressione grave, abbiamo anche dimostrato i certificati al giudice. Io chiedo soltanto insomma, di mettersi insomma, un po' la mano sulla coscienza, perché mio fratello andarsene da questa casa ne soffrirebbe tanto, perché lui ci abita da tanti anni. Vi prego di aiutarci.